lascia aperto che magari se arriva qualcuno ne vede, se no. E gira anche un po' d'aria. Possiamo partire? Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi a presentare scusate che interrompo, che edizione è questa? La quinta. La quinta, boh. Possiamo ricominciare? Prego, vado. Allora, siamo qui oggi a presentare la quinta edizione della Fiera Agricola della Val d'Alpone e della Val Traminia. È un'edizione che è partita 5 anni fa e che ha visto la partecipazione di tutti i comuni delle due vallate. Ovviamente parliamo di un territorio ricco di risorse, sia dal punto di vista paesaggistico, ma anche e soprattutto, come possiamo anche vedere esposti qui sui tavoli, di prodotti dalla patata alla ciliegia a tantissimi prodotti che sono di altissima qualità. Unire le risorse e portare tutti insieme a rappresentare in una fiera itinerante, perché questa fiera dobbiamo ricordare che si muove anno dopo anno in ogni singolo comune, perciò vede la partecipazione di tutti i comuni che in ogni anno si impegnano a sviluppare questa fiera. È iniziato il primo anno con Monteforte e poi è andata avanti fino ad oggi che si fa a Montechia. È un impegno importante, vede 2 giorni di rappresentanza e speriamo che il tempo intanto sia buono, perché è la cosa fondamentale, ma soprattutto che con la presenza poi delle varie aziende, perché ci saranno anche le aziende che espongono le attrezzature per l'agricoltura, i prodotti, ci sarà un mix di cose fondamentali, possa veramente fare della Val d'Alpone e della Val Traminia un punto strategico. Una delle cose che ho sempre suggerito io e che spero di vederne la luce prima o poi è quella che, siccome in quel territorio passa un'autostrada importante che è l'autostrada Serenissima, è che lungo questa autostrada ci sia la posa di un mega cartello che evidenzi il valore della Val d'Alpone e della Val Traminia con i loro prodotti, in modo che magari le migliaia di macchine che passano tutti i giorni qualcuno gli venga anche la voglia di fermarsi, anche perché oggi in Italia noi abbiamo uno sviluppo sempre maggiore dell'enoturismo, e cioè di far sì che i turisti non solo visitano le nostre città storiche, ma si fermano anche sui territori ad assaporare e vivere un turismo green che è completamente diverso, che è sviluppato molto nei paesi europei, ma in Italia si sta avviando proprio in questi ultimi anni. Ringrazio ovviamente la presenza dei sindaci che è qui e di chi rappresenta ovviamente i comuni, perché magari il sindaco era impegnato. Volevo ringraziare il direttore Igor Gladic, che rappresenta ovviamente una realtà importantissima che è il vino soave e il durello dei Lessini, che è un prodotto che è molto conosciuto e che rappresenta buona parte di quel territorio. E ovviamente tutti coloro che sono qui oggi presenti. Do la parola a Patrizio Del Cerro, che è il delegato del comune di Montechia, che sarà appunto il comune che quest'anno ospiterà questa bellissima fiera. Grazie. Grazie al consigliere Enrico Corsi, che in questi anni ci è stato sempre vicino, vero? E ci ha sempre aiutato quando avevamo problemi o qualche consiglio. È sempre stato un riferimento per noi, per io e Oriano, che conosce benissimo Bertuzzi, che doveva essere anche lui qui, ma per forza maggiore non c'è. E siamo partiti, è stata una scommessa 5 anni fa, io ero appena eletto delegato all'agricoltura del comune di Montechia, di Crosara, e lui è venuto a propormi questa fiera. È stata una scommessa e io ci ho creduto subito, anche perché comunque mi legava anche da un'amicizia con Oriano Bertuzzi, ovviamente che è partita da molto lontano, ancora quando militavamo nella CISL, nel sindacato, quindi è una lunga, diciamo, amicizia che è nata nell'impegno sociale, ecco. Siamo partiti quindi con la prima edizione nel 2019, è stata una bella edizione fatta in una cornice molto bella che è il Palazzo Vescovile di Monteforte, e abbiamo deciso di fare una fiera ovviamente itinerante che ovviamente cambia ogni anno i paesi. Siamo adesso a 8 paesi, probabilmente forse
allargheremo il numero di paesi. C'è secondo me Arcole e Gambellara, anche se in provincia di Vicenza, che geologicamente fa parte della Val d'Alpone da un punto di vista geologico, anche se non da un punto di vista diciamo geopolitico, perché appartiene alla provincia di Vicenza, ma l'origine diciamo geologica è sempre quella, è basaltica, mentre dall'altra parte abbiamo l'origine calcarea, ma comunque siamo due diciamo realtà di valle molto simili per le produzioni, per le attività anche artigianali, eccetera. Quindi io ho preparato qualche slide per così ci rendiamo conto, vero, di una popolazione, come vedete l'ho evidenziata in giallo. Si tratta di una costola del nord-est della provincia di Verona. Si tratta di un bacino abbastanza esteso, comprende due vallate, la Val Tramigna e la Val d'Alpone, due torrenti, e un bacino di 8 comuni e 55.000 abitanti, diciamo come Rovigo, ecco, come abitazioni, come numero di popolazioni. Ecco, diciamo che i prodotti, diciamo, tipici di queste due valli sono storicamente il vino soave, che è il più antico DOC d'Italia, vero? Poi è nato il Monte Lissino Durello DOC, e poi c'è anche il Valpolicella DOC, per un piccolo pezzo di Montechia, poi per il comune di Cazzano di Tramigna appunto c'è il Valpolicella. L'Arcole DOC, che è il più recente diciamo denominazione d'origine, che è dalla parte diciamo più bassa, quindi comprende, dopo vedremo, ho preparato delle slide in cui si vede il territorio di competenza dell'Arcole DOC. L'olio extravergine d'oliva delle Colle Veronesi, le ciliegie, che sono effettivamente un prodotto tipico tanto quanto la vite, è vero, perché la vite ha avuto il boom perché effettivamente dà ancora reddito, e lo speriamo che lo dia ancora, vero, e per sempre, perché insomma vedo che c'è qualche difficoltà per il soave, ma ecco, noi cerchiamo di promuovere tutti i prodotti e soprattutto quelli storici come il soave DOC. Le ciliegie, che sono prossime al riconoscimento delle ciliegie delle colline veronesi, GP, con la sottozona ciliegia della Val d'Alpone. Poi ci sono altre produzioni che sono minori, ma non minori per importanza, diciamo valoriale, importanza storica, cioè la patata di Bolca, poi la soppressa di Brenton e il miele. Quindi siamo in un contesto diciamo che è bosco, vite, ciliegio e olivo, no? Con del castagneto ovviamente nel bosco. Tutto parte, come vi dicevo prima, da un'idea che è l'idea di valorizzare il territorio del nord-est della provincia di Verona, che è ricco di storia, certo è ricco di storia, vero, fatto di lavoro, anche duro, che ha comportato anche l'esodo, e anche diciamo l'esodo, l'immigrazione, perché tanti poi in certi periodi insomma e poi sono ritornati e hanno valorizzato questo nostro territorio, che è fatto anche di ripresa delle tradizioni, bellezze naturali, anche di paesaggio e soprattutto cultura di lavoro, vero, e dell'impresa. Siamo vicino ai confini di Vicenza, è vero, quindi chiaramente gli 8 comuni sono Monteforte, Montechia, Veste, Nanova, San Giovanni Larione, Roncasoave, San Bonifacio e Cazzano di Tramigna. Lo scopo è appunto di valorizzare queste tipicità delle produzioni agricole. Siamo e anche diciamo la storia e anche la ricchezza diciamo naturalistica, siamo prossimi forse a un riconoscimento UNESCO della Val d'Alpone, fauna e flora e rocce del Cenozoico, chiaramente per la ricchezza dei fossili di Bolca, no? Che sono unici al mondo. Questa l'ho scelta, è un'immagine della prima edizione del 2019 della prima fiera agricola molto riuscita a Monteforte, in un contesto del Palazzo Vescovile, come vedete qui è il convegno praticamente,
I prodotti sono stati esposti con una cornice rustica adatta alla valorizzazione e alla visibilità dei prodotti. Qui è il palco, ovviamente, sempre cornice del Palazzo Vescovile, qui i prodotti che avevamo esposto, alcuni. Questa foto l'ho scelta, è l'ultima edizione di San Bonifacio, per dire che siamo in cammino, no? È una fiera itinerante che cammina e noi stiamo camminando, visitando insieme con il capofila e il sindaco Provoli la fiera di San Bonifacio, che si è tenuta in corrispondenza della Sagra Fiera e Mostra del 25 aprile, quindi di San Marco. Questa è la locandina che noi abbiamo preparato, che vedete anche qua, insomma, dove ci sono tutto il programma. Queste sono le aziende, circa una cinquantina di aziende che ospiteremo. E partendo da lontano per fare un po' di storia, ho trovato un po' di foto molto storiche, parliamo degli anni 20, anni 30, per testimoniare quanto la tradizione agricola è radicata nel nostro territorio. Qui è in occasione della mostra della Sagra delle Ciliegie. Vi ricordo che quest'anno è l'89esima Sagra e Mostra delle Ciliegie, quindi tenendo conto che un anno durante la Seconda Guerra Mondiale è stata sospesa, torniamo indietro di 90 anni, quindi 2023 è nata nel 1933. Qui siamo negli anni 30, fine anni 30. Questa è una foto che noi abbiamo esposto anche presso il palazzo del municipio. Qui possiamo riconoscere anche qualche bisnonno o nonno. Qui riconosco mio papà, che è questo, classe 1909, vero? E qui era giovane, avrà avuto 20 anni, quindi considerando siamo negli anni 20 e qualcosa, siamo negli anni 30. Questa è una manifestazione sempre anche folcloristica, sempre della Sagra e Mostra delle Ciliegie. Siamo a Montechia, ovviamente. Queste, le contadinelle, erano praticamente, la tradizione era quella di coinvolgere le ragazze, adolescenti e non, a esporre i prodotti, vedete, con le cassette praticamente, no? Col vestito. Questa è un'altra foto storica a Montechia del mercato cerasicolo, che adesso non c'è più qui, ma una volta era in piazza. Vedete, ci sono anche gli asinelli, vero? Quindi torniamo indietro di parecchio, vedendo anche i trattori dell'epoca, sono gli anni 30 e 40, 30, siamo negli anni 30 e qualcosa. Anche qui vedete in sfondo il Duomo di Montechia con tutti, vedete, per dire che la tradizione agricola è sempre stata, no, una tradizione ben radicata nelle nostre famiglie. Questa è la tipica lavoro agricolo. Una volta, anch'io da bambino mi ricordo, quando si raccoglievano le ciliegie o si andava a vendemmiare, non si tornava a pranzare, ma si pranzava direttamente nel campo, si rovesciava le cassette e le cassette fungevano da sedie, e vedete, si mangiava proprio all'aperto, no? Mio papà si portava il fiaschetto col durello, che era quasi imbevibile, che era più dissettante che altro, quindi con di un'acidità quasi adesso sarebbe imbevibile il durello di una volta. Comunque se lo portavano in campagna, e ogni tanto un sorsetto era praticamente, no, sgarbava, come dicevano loro, no? Soprattutto quando si consumava le prime pancette a giugno, quando si sfalciava il grano con la falce, no? E si tagliava la prima pancetta, no, fatta a dicembre. E questa è una famiglia di Montechia, ovviamente, che fa la raccolta sempre manuale come oggi. Il ciliegio è più basso, ovviamente, di una volta. Vedete, questa è una signora che raccoglie. Naturalmente con le scale di legno, adesso hanno le scale di alluminio, sono molto più leggere, eccetera, ma purtroppo ci sono ancora infortuni, vero? Gli infortuni in agricoltura, secondo i dati INPS, sono molto alti purtroppo, e quindi bisogna investire nella sicurezza in agricoltura. Comunque questo è ancora il metodo di raccolta con le scale, vero? Questa è l'86esima edizione, qui siamo in piena pandemia, tanto per dire che da qui
anche in questo periodo siamo sopravvissuti, insomma, no? È stata come una guerra, però siamo riusciti a sopravvivere, diciamo, con poche ciliegie, con poco entusiasmo, come sappiamo, però siamo resistiti. Queste sono le ciliegie, praticamente, vedete la mora, il primo premio e così via. Altre varietà, ci sono tante altre varietà, adesso ci sono 30-40 varietà, vero? Qui è una locandina che ho preso dal volantino del nostro olificio Gonzato Renato, che è qui, che rappresenta appunto tutti i nostri produttori. Questo è il classico Soave d'Oca, è la zona di competenza della Soave d'Oca, e vedete che è molto estesa, praticamente va fino praticamente Vestano, Roncà, San Giovanni, San Bonifacio, no, diciamo che Monteforte e Soave. Questa è l'area di competenza del Durello. Come vedete è più esteso a Vicenza che a Verona, l'areale del Lissini Durello, ma diciamo, anche se l'areale di Verona è più piccolo, perché qua è più piccolo, produce di più, c'è più produzione, ok? Soprattutto San Giovanni Larione, ma anche Montechiara, Roncà. Vedete che si estende, il Lessini Durello si estende fino a Malo, quindi Valdagno, Costa Bissara, Castelgumberto, eccetera. Poi altre areali importanti nella nostra zona sono quelle dell'Arcole d'Oca, che compete praticamente tutta la zona, soprattutto di San Bonifacio, poi Arcole giù, fino a Roveredo di Qua, Pressana e così via, insomma. E questo è il Valpolicella, la zona classica è di là, noi siamo nell'estremo est, quindi tutto Cazzano, il Lasi, Valpolicella orientale e un pezzetto di Montechia, anche di Corsara, nella zona Tolotti. Questa è la mappa del vino della provincia di Verona. Vedete, la provincia di Verona è ricca di DOC, no? Molto ricca, se non sbaglio ci sono 8 o 9 DOC, e quindi l'intenzione della fiera agricola è quella di promuovere tutti i prodotti, non solo quelli di punta come abbiamo visto, ciliegie e vino, ma anche le altre, la patata di Boica, il miele, eccetera, quindi anche i prodotti lavorati, quindi anche l'agroindustria. Abbiamo un'industria che ha appena, diciamo, tagliato il nastro di 100 anni di attività, la Cesarin, che produce marmellate, confetture, canditi e così via, e quindi abbiamo tutti, diciamo, le carte in regola per poter continuare, oltre questa edizione, a continuare a promuovere il territorio, la nostra cultura e i nostri prodotti. Grazie. Allora, grazie. Dopo questa chiara e bellissima esposizione, sia anche delle foto della storia, perché questo fanno parte della nostra tradizione, io credo, visto che abbiamo parlato di prodotti prima di far chiudere ai sindaci, i prodotti sono fondamentali, portano ricchezza, sono la storia, la nostra tradizione, ma il vino sicuramente fa da padrone. Sì. Non perché io sto portando avanti un progetto importante sul vino, ma il vino, e soprattutto il vino Soave, è un vino conosciuto. Abbiamo la fortuna di avere qui il direttore del Soave, io direi che 2 parole sono meritate. Sì, buongiorno, grazie. Porto i saluti naturalmente di Sandro Gini del Consorzio del Soave, ma anche della Diletta Tonello per il Lessini Durello, visto che si parla anche di Arcole, di Stefano Faedo, insomma, ecco, quindi 3 grandi denominazioni che sono rappresentate, che sono state citate. Sì, fiera dei prodotti agricoli, tra cui sicuramente in prima fila c'è il vino, quindi elemento fondante in grado di plasmare un territorio, di fornire reddito, in cui i viticoltori sono fondamentali per mantenere la vitalità di questo territorio. Soave, grande denominazione di vino bianco, che deve scrollarsi di dosso un po' di polvere, un po' di paura, su questo siamo impegnati. Una grande varietà, una varietà garganega, che solo qua nel nostro contesto, nella nostra denominazione, riesce a esprimere quello che esprime. Un'altra grande denominazione è il Lessini Durello, grande, non grande, piccola, ma grande per quanto riguarda i passi da gigante che ha fatto negli ultimi anni, un polo spumantistico di grandissimo livello, sia metodo classico, quindi rifermentazione in bottiglia, che metodo Charmat.
una varietà durella, una varietà fondamentale e importante, una varietà che si presta anche al cambiamento climatico, una varietà che è acida, che si presta alla spumantizzazione, ma che è acida anche a maturità, quindi una varietà che anch'essa è in grado di esprimere solo nel contesto di Lessini Durello le sue grandi potenzialità, una denominazione che è a cavallo di 2 province, quindi ci piace pensare che sia quella denominazione che riesce a unire un territorio. E poi l'Arcole, piccola denominazione, una denominazione nata 20 anni fa, una denominazione di pianura, il che non vuol dire che non è di qualità, anzi una denominazione che è stata in grado di sviluppare competenze e adeguarsi a quelle che sono le richieste del mercato. Ecco, la grande sfida del futuro per le nostre denominazioni è sicuramente quella di mantenere, di essere ancorati alle tradizioni, e quindi le fiere agricole sono fondamentali, ma anche di guardare al mercato fondamentalmente, quindi riuscire a coniugare queste cose, mercato e tipicità e tradizione, insomma, ecco, quindi questa fiera va in tal senso e quindi insomma, ecco, siamo orgogliosi insomma, di essere presenti. Grazie direttore. E ora io direi, intanto ringraziamo che è arrivato anche il consigliere Bozza, che rappresenta sempre il territorio di Verona in regione. La regione ovviamente molto vicina a queste realtà, a queste necessità, perciò ben volentieri, e ringrazio anche di aver scelto di essere venuti qui a presentare questa quinta edizione. Ovviamente chiudiamo con innanzitutto il sindaco, dove si fa e si promuove questa quinta edizione, che è il sindaco Dal Cero Attilio, che invito, e ovviamente affiancato dai colleghi, perché da sempre, giusto, se li vuoi chiamare tu magari così. Sì, Paolo e Luisa, per cortesia, grazie. Non so se vuoi chiamare anche i delegati, visto che magari ti affiancano, dai, ti fanno un po' di... Avanti tutti. Tutti fasciati, si dice così. Sì. Bene, grazie a tutti, grazie per la vostra presenza. Saluto tutti molto volentieri, in particolare ovviamente Enrico, che ci ha accettato il nostro invito a essere invitati. Scusa il bisticcio. Se ti ricordi. Scusa il bisticcio. Se ti ricordi, sì. Io sono stato uno dei promotori insieme a Oriano, sì, nella prima edizione con Monteforte, ma la cosa che mi è piaciuta moltissimo è ho visto la grande partecipazione e la volontà di fare le cose di tutti voi. Sì, ma tu non devi rubarmi quello che devo dire io. Scusa, se no. Infatti volevo dire proprio che appena eletti, diciamo, almeno buona parte dei sindaci della Val d'Alpone, abbiamo deciso insieme di lavorare insieme, di portare avanti obiettivi e cose, perché convinti che lavorando insieme si ottengono risultati. Lavorando, tenendo presente come è successo, perché è normale che succeda, tenendo presenti i campanili, qualche volta si va addirittura, non vorrei esagerare, in contrapposizione. La qualcosa è deleteria per il paese, ma soprattutto per il territorio. Ecco, io ho la fortuna di essere sindaco di Montechia di Crosara, che quest'anno ospita la fiera agricola e la ospita in occasione della festa e sagra delle ciliegie. Le ciliegie sono il nostro primo frutto dell'anno, sono quelle che io ho definito oro rosso, oppure ho detto, guarda, il ciliegio penso che sia una delle poche piante che passa dal fiore al frutto in un mese. E qui ogni tanto mi permetto anche di ricordare ai contadini di operare secondo le 3 E che a me sono care, cioè etica, ecologia ed economia. Questo perché uno deve lavorare con coscienza, deve lavorare sapendo che ha ricevuto la terra dai propri genitori e la dovrà restituire ai figli, possibilmente migliore di come l'ha ricevuta, quindi ecologicamente a posto, e deve lavorare anche per guadagnare, perché senza economia, senza guadagnare qualcosa, non andiamo da nessuna parte. Qualcuno ogni tanto mi chiede di dare un aggettivo al paese di Montechia di Crosara. Ecco, ne ho un sacco, però noi cittadini di Montechia di Crosara amiamo definire il nostro paese con un sostantivo.
Noi diciamo che Montecchia di Crosara è il cuore della Val d'Alpone. Lo è per tanti motivi, anche uno geografico, perché se guardate è proprio al centro della valle. Lo è perché è un motore che tiene uniti e fa operare tutti quanti in sinergia. E questo ci fa piacere, mi fa piacere di avere vicino i sindaci e i rappresentanti, perché dimostrano che questa è la realtà. È una realtà in cui noi viviamo, in cui noi vogliamo vivere, in cui noi vogliamo far vivere i nostri figli e quindi avere un futuro. Il futuro è chiaro, è limpido, purché si lavori e si sia tutti d'accordo e in sinergia. Grazie. Grazie Sindaco. Volevo cogliere l'occasione, visto che è arrivata, abbiamo qui la Presidente della Commissione Sesta, che è la commissione che si occupa ovviamente di varie tematiche, cultura, scuola, lavoro, ma in particolar modo di turismo. Il turismo nelle nostre terre è fondamentale e lo sarà sempre di più. Ringrazio ovviamente la dottoressa Scatto che ha fatto piacere venire qui e magari conoscere un territorio che lei viene da Venezia, perciò magari siamo un po' più lontani, ma gli piace. Sì. Se vuol dire due parole, sindaco di San Bonifacio e sindaco di Cazzano. Ma io credo che la nostra parte territoriale della Regione Veneto è orgogliosamente inserita in quelli che sono gli elementi della qualità della vita italiana, che è rappresentata anche da gustare a tavola dei prodotti fantastici. E i prodotti fantastici sono il vino soave, il durello per finire con lo spumante, le ciliegie, la frutta e tutte quelle attività di trasformazione dei nostri prodotti agricoli. E quindi l'invito è, come diceva il consigliere, visitate il nostro territorio, il Castello di Soave, l'abbazia di San Bonifacio del 1100 di origine benedettina, abbiamo il Palazzo Vescovile di Monteforte, andiamo verso praticamente la valle fino ad arrivare a Bolca con il museo. Il museo che è, credo, lo conoscono tutti, forse tranne tanti italiani e tanti europei, ma vengono dall'America a studiarci sopra. La nostra valle quindi è, possiamo dire, unica al mondo e di conseguenza chi vuol vedere qualcosa deve venire da noi e quindi vi aspettiamo perché vi accoglieremo a braccia aperte. Grazie. Grazie. Sindaco, sindaca, come vogliamo chiamarla, ovviamente di Cazzano, Luisa Guadin, che ovviamente ha già realizzato una delle edizioni precedenti, sì. no, perciò hai già fatto esperienze in merito. Sì. Sì, effettivamente nel 2021 a Cazzano abbiamo ospitato la terza edizione. È stata un'esperienza meravigliosa dove anche personalmente mi sono dedicata al 100% perché mi interessava seguirla sotto tutti i punti di vista. Ed è stato, ma nell'insieme la fiera serve proprio per tenere unito un territorio, far conoscere i nostri prodotti speciali. Noi proprio da venerdì ospitiamo la nostra mostra provinciale delle ciliegie veronesi, la vogliamo mantenere, siamo arrivati all'84esima edizione. È un prodotto che nella vallata lì da noi comincia un po' a calare a favore di altre produzioni, però i pochi agricoltori che ancora coltivano le ciliegie fanno il possibile per mantenerle, perché la nostra ciliegia tipica è la mora di Cazzano e quindi anche sull'esposizione ne abbiamo portate in visione. E questo appunto il significato della fiera è proprio quello di dire venite a trovarci perché abbiamo tante opere, oltre che artistiche, abbiamo opere anche naturali che la natura ci dà la possibilità di coltivare e vogliamo farle conoscere e ci dà la possibilità anche di diventare, di migliorare quello che è il nostro territorio. In particolare la fiera, quello che mi viene da dire, ci ha aiutato a lavorare insieme. Il fatto che
nell'affrontare altri problemi abbiamo avuto occasione di confrontarci, però anche la fiera agricola, l'organizzazione, gli incontri fatti così ci ha reso noi sindaci, amministratori di tutti gli 8 comuni un gruppo anche affiatato, anche dove si sono create anche delle amicizie, e che quindi è il risultato positivo di un lavoro partito 5 anni fa e che ci auguriamo possa continuare anche nei prossimi anni. Grazie. Bene. Grazie a voi allora, e speriamo nel bel tempo, perché ovviamente il tempo fa da padrone. Una bella giornata, porta tantissima gente, speriamo che le condizioni meteo siano eccezionali e così avremo un'edizione dopo purtroppo la pandemia, perché tu hai fatto l'edizione del 2021, eravamo in piena pandemia, però ci sei riuscito ugualmente. Bene, grazie a tutti. Grazie.